4. Donna gira di aici. Sa macchina de Bernai si indistudara, mi gallento e mi indisciro. Minanta Barone Rossi. E seu prigioniero in su pianeta Sardegna. Seu solo, creo d'essa parrà s'ultimo uomini in tutto l'universo. Torro a fueddai a registrare sa voce sperando che qualcuno m'ascolti del noi a 1000 anni, del noi a 1 miliardo di chilometri. Tengo una dia sagita per comprendi poi ta s'umanità si sia sparessia e mi cozzo, ciorpetto, cercando di ponere in pe un ragionamento come ti si spettata. E poi ta tu fazzo? Boh, e ta servire? A me nulla, creo. Seu solo, io mi devo pensare e mi serve a sapere di Dio. Eppure pensa esatto su che non ci funti e cerco di comprendere che sia successo. E fueddo e là su sta voce vuoi arrasto. Forse esiste una specie di istinto di bestia, commenti che Dio avesse una formica che si agatta da sola senza né compagna, né reina e provi della sai consiglio su sonnenti formica sbenidoras. Poi non ti fai conoscere s'arrori di un mondo. E tu cosa commentesti questo mondo? E non ti si dessi burnout, io mi ricordo che in suo pianeta via spaccendo su luogo, poi uomini e femminas, e noi femos ammontonaus, a miliardus, femos impensamentaus. In moi luogo ci indefinza troppo, ma te sei solo, e sei disesperao. Si podemos scioperai, decidemmo di non mi indicidare d'ogni giovia, poi parrai a fueddai a me e tutto commenta un macco. Oggi è lunedì e non sei solo. Ah, già è vero, successe signora a Viale. Ci si strinto. Poi ta mizzeria sa con su sangunao. I tattizzeri rossi deu. Buona aria, Sandos. Ma también ti importa, tanto sei sfinta. Non sei finta. Ma non sei femmina. No, sei elettronica. E dunque, se tu bisi. E poi te ma devi fuetare con tu. Poi Taddeo ti indipisco cosa sa scritta giù tanta regionai, facisi, sonus, ologrammasa. A piscasa? È un dibattito a piscare. In isnuis de memoria elettronica chi andata e torranta. Aspetta, mo che ci penso? Piscai. Pisci se ne funta parrauso. Piscis e partimanna des bestias de su pianeta. Vero, sapu più mangonesi, una cardanca, uno pistilloni, povinza su una merdona tua giovia saoi. Fia l'unisi, ma poi da sigis questa cosa des giobias. Questa è una cosa che una rara iaia mia questo tempo passato, una rara, gente sti tua giovia sa questo conto. Poi se sperdendi tempus. Là chi ti indisesi scidau po comprendi, po circai a respostas. E dunque E dunque, is fuedus chi narausu funti insulladorisi, e us fuedau de piscai, de piscis, de nuis, e mitas es presentau. Ah, un giornale. Fammi bere il Corriere della Sera del su 1913. Accostato a sa macchina e fai du fuedai, depus paressi. Le alluvioni in Sardegna, le campagne devastate, l'inondazione del paese, tranvie bloccate, danni enormi. Ci scrivono da Sassari, 20 novembre. Si hanno i particolari intorno ai gravissimi danni arrecati dai temporali nel Campidano. Per tutta la strada che attraversa i paesi del Campidano, l'acqua ha spazzato tutto, la ghiaia spinta dalla violenza dell'acqua ingombrò le vie, mentre il terriccio accumulandosi veniva trasportato nelle gore, che otturavano quindi l'uscita dell'acqua. La pioggia che cadde dirottissima e ininterrotta per alcune ore superò in molti punti l'altezza di metri 1,50, riempendo le cunette e trasformando le vie in altrettanti torrenti. Vasti tratti di campagna sembrano trasformati come per incanto in laghi. Molti muri di cinta crollarono e l'acqua, irrompendo nei campi, travolse grossi macigni e tronchi d'albero, trasportandoli per interi chilometri. Lo stagno di
quarto, che era quasi asciutto, ingrossò spaventosamente, allargando i confinanti terreni. I rigagnoli gonfi della piena scorrevano con una violenza straordinaria, specialmente a Monserrato e a Pirri. La pioggia veniva giù con una forza e un'abbondanza spaventevole. Dunque, agosto succediera in su 1913. Dunque, s'acqua che in parolera de gelo fera sciacco su manno in terra e tu scrianta puro. Mi tu depa ricordare, poi regionai a pustesi. E questo? E dai, un film, un uomini, una tesduenna de bonaria, un ologramma. Mi, currendi. Mi, a s'altra parte, a piccolendi sì. A che dinanta amoscardia. Cos'è. Che camminatori, uomini di cultura e conoscitori dessa Sardegna. Mi, a s'altra parte, andando in bicicletta, cesso. Mi, fuedendi. Minanta amoscardia de sempre tengo una relata strinta con sul logo con sa naturalezza, appunto azotti de cresci già de nascio in una bidda e dunque ha relatato a strinto con tutto su che vera su monti e straballo in sa naturalezza. Me sempre piaciuto è una cosa che per me è da PS dedotto su, che a me l'ora Safira si fa conoscere sul mondo come ti pago altra cosa. A Marola Bobbivi toccherà a conoscere a essere bonus a si muove in sul mondo della città di Buru, fuori della naturalezza o comunque fuori della naturalezza come ti sagattara usato in su monte, in città di Buru, dove è naturalezza, ma comunque non fare abbiamo del manco. Manco poco che finse iniziata de bruso nareoso cultura de bruso connotto sa naturalezza ci canta sempre da vai balli da mellorai da manniai. Amos e sartiena una parte satra nendi cosas e fa in da ragionamento, ma te so solo noi in questo mondo e ma vuole comprendere des fuedo suso ita sia succedio. Poi ita se o abarrao s'unico uomine a su mondo, ita succedio a sa naturaleza, cala riscus attento e poi ita non c'è plus manco un uomine in questa terra. E succedio che sa cristiania sta nel sul mondo des cristianos, sul mondo dei uomini e dei femmine, se sparecchio che non attento più cosa va pai, non attento più cosa vivi, non attento più sairi devori sull'idai, non attento più s'acqua devori buffai, e s'acqua devori annadai, non attento più su sa naturalezza podo vai vivi. I scienziati d'una ranta, atturai attento sulla vaiga a seguire ai cinofairi, non antivostamenti, e moi uno vette in avarrao, a isso di doccera a torre a Santa Ciaidotto, sempre chi vezzara, questo devo sapere. In moi in su 2019 se uso combattenti e arrischendi, cosa che non comprendere che è cominciato una gallara faccia a spedere sul mondo dei uomini o dei femmine o chi comunque e riesce a seguire questo mondo puro ponendo di accordo con il resto della naturalezza. È una cosa che a chi ne biu in moi o canno su 2019 mancai innanzi di desimorri a rapire il risultato, non uscieso. Nanti è cosa che sarà combatti questo anno è tutto. O questo anno torrasa a strantagiai, torrasa a aderezzai, sa matta che si fa i bivi o propriamente e cominciare una pasciara che si inciara a portare si spedri. Te lo dimmo sempre mi confondi quando più questa duennas de luci che corrono, che naranta cose, deppa ricordare tutto e deppo pensare, mi deppo firmare, mi bonaria, mandandomi una musica e questo tu comprendo sempre che la musica questo è niente. Vorito,
Te piaresti traballoso a tu firmare quando vi abbio. E tutto andenti, currenti, ammostendi logo, su arrennechendi sì, appicculendi sì. Bonaria? Bonaria, come ti si firma a questo? Bonaria! E noi vonai in Sud America de noi, in Sardegna ancora su prendasa de naturaleza e del logo troppo bella, prendasa che bene de ogni parte del suo mondo ad apprezzare e antavolli bivi noi, ma la responsabilità è del nostro e sta noi da seguire, da fare balli, ma specie da spondi in un mondo varisi che non è sa prenda sola chi si vuole star bai, ma è tutto sa Sardegna in parisi, commenti dinanzi in ecologia è tutto commenti un ecosistema a Cagussa è una attivetti ma vonti bella za traspatti puro. Bah, amo scardia se cittio. Ma noi si obiendo in un mondo che non conosco e che non penso d'esse conosciuto mai. Bonaria? Bonaria? Segui noi, non ti sprammisti. E dai con sta cosa? Fabbricas da snaranta. Logo sa un discosas entrante e si furrianta in altras cosas. E tutto questo fumo? Ciminieras, da serrianta ici. Commenti chi vessi in ti stufas mannas a un di coianta cosas. A cosa te va pai? Cosas de bendi. Oh, e tabolina, Bonaria. No dusciu, deus elettronica. Segui noi può mostare, non può comprendi. Custu chi è bessiu e moi dubisi? Sì, dubbio. Custu fia da uno giornalista. Ah, torra giornalista, sa. E fia fu denti de sussurcis con Stefano Deliperi. Surcis dell'Iperi, aspetta, mi sto perdendo, Bonaria. Sussurcis de piadessi un luogo in Sardegna e Deliperi un segamente gonche in ogni allogo. Depus paressi. Le discariche sono dell'Eurallumina, uno dei pezzi della filiera dell'alluminio smembrata con le privatizzazioni EFIM. Gli ultimi padroni, russi, tengono la fabbrica spenta, la cassa integrazione la paga lo Stato e la bonifica non la fa nessuno. È la condizione del Sulcis. Le industrie chiudono e restano i rifiuti. Col risultato che noi ci ritroviamo soldi pubblici spariti, lavoratori nuovamente con il problema gravissimo della disoccupazione e poi tutta la popolazione con gravissimi problemi invece proprio di inquinamento ambientale e per la loro salute. Il Sulcis è area ad alto rischio ambientale, secondo il Ministero della Sanità. I dati ufficiali parlano di eccesso di tumori alle vie respiratorie, di malattie perinatali, di piombo nel sangue dei bambini. Prummo in su sangoni. Oh, jammo mia scura, prummo in su sangoni dei spippiuso. Sa giornata sta andando e deo depo ogni imparis cosas. Depo vai torrai conto con conto, arragionamento con arragionamento. Questo che debbe sia appillo in questa quattro uscitas. Sti che forse se s'avviene su mondo c'è stette a mori dei giovonus che hanno incominciato a si insultare e accertare di mala maniera in isi social. I giornalisti sono dante comprendio e sa cosa si che andando in peuso. E intanto forse si estinzandosi che hanno incominciato a cercare di si boccire di vari con i fabbricas. Aspetta, mi un altro giornale fatto arrivare di Bonaria. Fia Sardinia Post de su 15 della Dammini de su 2015. Tocca tu intendi. Che a San Roque non si respiri aria buona non è certo una notizia. La novità sta invece nel forte aumento tra il 2010 e il 2013 delle emissioni di benzene e dei pericolosi composti organici volatici non metanici, COVNM, provenienti dalla Saras. La fonte è il Registro Europeo delle Emissioni, EPRTT. A segnalare con preoccupazione i nuovi dati è il presidente dell'ISDE, Medici per l'Ambiente Sardegna, Vincenzo Migaleddu. Queste le percentuali dell'impatto emissivo attribuito agli impianti di San Roque. Più 32% il benzene e un incremento pari al 50% per i composti organici volatili. In termini assoluti, la variazione suscita ancora più preoccupazione. Il benzene, per esempio, è passato dalle 8,07 tonnellate del 2010 alle 10,7 del 2013, mentre i COVNM sono saliti nel 2013 a 1180 tonnellate dalle 791 del 2010. Casa, su mondo è spacciato per more fereno. Si vunta ferenau su de pare. Po' di dessi.
E sta tu chi tocca da comprendi. Io ti porto scetti a rogalla de storias de su tempo passau. Commenti chi fessi cocciuledda regorta ore mari a postisi de una marettada. E Deo con questa cocciuledda e ma deve comprendere sa storia su un mondo. Picciochetto, su social, giornalista, se mo su veleno des fabbricas e sa gente morendi che toppi nel retto nera. Non credo che no appanta provavo e si furriai contrasa. Intendi e gusto. Di naranta Cicittu Masala, scridori, poeta e studioso. Est un arrogo d'un un libro suo. Il parroco di Arasolè. La società industriale ha generato mostri. L'Homo Faber ha ucciso l'Homo sapiens. La macchina ha ammazzato Dio e dunque ammazzerà l'uomo. Naturalmente per l'apocalittico parroco di Sarroch la punizione è vicina. Il vero Dio altre volte è risorto. Il Dio petrolio, il demonio nero-giallo, sarà ricacciato nel ventre della terra dove diventerà nuovamente ed eternamente di pietra. Il suo sesso oscuro, creatore di mostri, oloturia molle, gonfia di catrame, sprofonderà nel Tartaro, nella Ghenna, nel mondo immondo dell'abisso. La lingua infuocata della fiaccola si spegnerà per sempre, in eternum. Il gomitolo di tubi della raffineria, gli alambicchi di distillazione, le torri di frazionamento, i forni a serpentina, le colonne, le sfere, i cubi, i cilindri, lo steam cracking, insomma, ovvero sia la pirolisi, tutto sarà divorato dalla ruggine. Così si realizzerà la grande, suprema, definitiva metafora di Don Adamo. Sarroch, un nuraghe di ferro arrugginito. Se c'è sulla faccia della terra molta gente come Don Adamo, l'umanità è fottuta. Oi da danno questa cosa, ma tutto tormentavo e tutte zerre su questo. Manco mal che bonera ci pensano a me. C'è sta una musica e questa pure mi pare da conosci, questa Claudia Aru. B-A-K-Gai. E te la bollinai, sardo esti. Ci hanno rubato pure le mutande, ci hanno detto terroni, pelosi, nanetti e che nutriamo un amore vero con il comparto ovino, ma l'orgoglio identitario l'abbiamo tirato fuori con 3 cretini arrivati dal sud Sardegna a cui è stato caldamente sconsigliato l'accesso in spiaggia. E per la prima volta da che sei ubbia mi sono sentita straniera in domo mia. Non era il luogo il mio problema, ma della costa l'arroganza e il suo sistema. Per cui Baccagai, Porto Cervo e Baccagai, Baccagai, Porto Cervo, Baccagai, il putiferio di chi non conosce la satira e l'ironia, di chi non capisce che io amo profondamente la gallura e questo canto nasce in difesa della sua gente. Mi hanno detto Femma ancora sa pensando a su conto de Masala che magato un'altra figura de luci senza su costau. Da naranta Claudia Zuncheddu mannau bonaria, a che via dottoressa abbia, dottoressa e politica, inquieta a furia contro un altro tipo de fereno. Questo non si biada, no, questo non fia fumo, fianta undasa. Ita seu pensendi a questo che è succedendo, che santi sempre convinto che sa terra nostra, sa Sardegna, che anche da un paradiso. E questo è vero, su un luogo meda bello, de pace, de cosa bella, ma in noi sa gente non si indaccata a proso, ma questo mondo e questa terra nostra è diventata un laboratorio di sperimentazione, dozerrianti a 10 italiano, laboratorio di sperimentazione di 5G. È una cosa meda difficile di comprendere, poiché nessuno si da spiega da noso, sicché su popolo è ancora
convinto di vivere in un luogo bello, poi questo inquinamento elettromagnetico, punti onda meda particolari che non si binti, non tenenti vrago, non si intendenti e sicché punti diventandi meda pericolosa, sa poitta. Poi questa boccinti, questa donanta maladias su cancro, ma non fetti arriba da onai maladias che manco esistenti ancora, però annientanta i giovani che non ci davanti per uso manco a si concentrare, poitta questa ondas elettromagnetica, a differenza di questa beccia correnti in meda, tenenti una velocità che non è mai stata sperimentata. Infatti, da Zazzerrianta microonde ad alta frequenza, sempre in italiano, se da pensano a un vago dotto, però noso teneuso su diritto a essere informauso, ma nessuno si narra detta si tratta. A pago, is cosas antifunti benendo a pillo. Dunque, una parte manna da fatta su fereno, visibili e invisibili. Ma se sa gente si furriara contrasa, come te stai tu possibili a rennesce a fare tutto questa mortalla? Poi è successo tutto questo io penso che sia successo, poi chi ne si deve rappresentare, è stato votato da questa gente di non svettutto, poi vai si interessos e i diritti dei sardos, ma questo non torna ai scontos. Poi questa gente che è delegata si rappresentai, sciopera da cose che non andano bene, questa vocazione dessa Sardegna, dessa cultura sua, dessa ambienti suo e dessa necessità di attendere sa salute. Questo su scioperanta poi ci punti altro interesso, ma deus o pensendi che manchiso so punti in meda consapevoli non si indacca tanta manchiso su dessa drammaticità di questa cosa. Dunque, forse se sa viene sul mondo è sta ribara per morire del suo fatto che anti posta a terra sa salute des femmines e des uomines. E tu casa questa femmina che sta questionando deve essere in un dottore, deve essere in una che traballa in queste cose dessa salute des persone. E tu casa e ti rattoccai a deppi vai, poi lasciai sa gente sana in suo mondo. Tocca da fare cose meda facili, tocca da rispettare la salute della gente e non tocca da fare cose che andano contro questo bisogno. Deo certo che Deo è un dottore e mi occupo della salute della gente e poi però per necessità faccio vince parte dei medici per l'ambiente. Questa è un'associazione di dottori e di scienziati meda manna che in tutto il mondo e che in ci punti meda preoccupazione si possa salute. Non fate dessa Sardegna, ma dessa Sardegna e del suo mondo intero, sicché non so traballauso poi cicai, de convinci, poi informai sa gente, poi da informai e poi da allertai, poi a noi tocca da a si salvai sul mondo si indianda in questo modo, che non pensauso a sa salute de dotto sa terra. Itta tocca da fai, ma Deo ollo vince s'arrecodai, che non fetti si vunti avvelenendi s'aria, sa terra e s'acqua, non so biveuso, ma si vunti seghendi vince is ospedali, non ci vunti bruso struttura sanitaria posicurai. Sa salute è diventata una specie di diritto vetti poi s'arriccoso, sicché tocca da in noi a torrai su diritto a iscuras a vostra gente e in suo proprio tempo non fai proso a pensare a cose multinazionali, a colossi della telefonia oppure a torrai a traballare su gravone che è chi inquina, oppure a pensare a questa trasformazione ponai del suo petrolio come in Sazara, se nel petrolchimico per un anno vincesti in Italia. Ma che ne tu sbogli a boccere in Audeo? I giovani, i giornalisti, e non si funti morto con sospura se viene sconto. È troppo ghizzi, può comprendi dotto. Ma sta giornare spaccendi. E da s'accanto di Lorenzo con gelarole finza sa giovia che benere. Finza salunisi. Fammi di bessire un altro, buon'aria. Custo,
di naranta Fiorenzo Caterini, scridori, comandanti dei forestali e regionatori di storia. Nell'Ottocento arriva questa mannaia devastante del disboscamento, anche un po' abbastanza sottovalutato dalla storia. Però poi nel nostro secolo, nel Novecento, si è passati, se vogliamo, all'eccesso opposto, nel senso che da una turpe attenzione che si è avuta nell'Ottocento all'abbandono. Adesso il problema non è più la turpe attenzione nei confronti dei boschi, ma è l'abbandono dei boschi. Quindi si è passati da un eccesso a un altro. E può succedere che i sardi che portano le loro bandiere a sventolare in giro per il mondo e che siano affettivamente legati ai propri simboli, no? Poi di fatto invece non amino più la loro terra, inteso non come terra simbolica, è inteso come terra di cui sporcarsi le mani, misurarla palmo a palmo e prenderla in mano, il pugno di terra, perché l'abbandono delle campagne, lo spopolamento dei paesi, distese di macchia mediterranea abbandonate al loro destino in balia degli incendi. Tutte queste cose qua mostrano un sardo che ama la bandiera sarda, ama i simboli della Sardegna, ama la birra sarda, ama la bottarga, ama il mirto, poi però è distante dalla sua terra. Preferisco fare i lavapiatti a Londra o andare a studiare all'università restando disoccupati che riprendere la propria terra in mano. E dunque si sardo santi permittio che calincuno devorasa, begno in Sardegna devi che si tutto, arroghessi tutto. E poi è successo in Sardegna e non è successo in altri locus. T'avvianta tonto se sardoso. Non è che i sardi siano più tonti, semplicemente a volte ci si rifugia nei simboli quando non si ha la possibilità concreta di essere padroni del proprio destino. Piuttosto che riprendere il proprio destino in mano fattivamente, coltivarlo e perseguirlo. Questo però è il frutto anche di dinamiche che ci sono passate sopra la testa dei sardi. Non dimentichiamo che la Sardegna è un'isola, è una zattera nel Mediterraneo che in balia anche di dinamiche più grandi, più generali. Pensiamo a cosa è la Sardegna per la NATO, forse che la Sardegna possa in qualche modo essere padrona di un destino, penso alle servitù militari appunto, di fronte a potenze come quella o come altre. Cioè non è facile prendere consapevolezza, anche perché molto spesso a queste dinamiche di sfruttamento, penso appunto a quello che è successo con i boschi sardi, si accompagnano anche propagande culturali, lavaggi del cervello. Ai sardi è stato fatto il lavaggio del cervello, come è stato fatto a tutte le popolazioni in cui c'era qualcosa da portare via e da sfruttare. Dosciemmo, spacciao su rempo soi puro. Oh, se io confondio, appo più troppo gente, oh. Non so, manca riesce a passare su bar mediterraneo a bere sia cattama a calincuno. Se io canzavo è morto. I spesi solo su, man ti portava su congelatore. E moi mi ci corco. Bonaria! E chi ne è questa mazzina impermeabili, crogo, senza accanto su baullo di ibernazioni? Greta Thunberg, una picciocchetta che può dotto sa vita sua a combattere può difendere sa natura contro sa isferenusu. Ascolta, sei stanco, Bonaria. Bogancetta, non ti posso prosue. Poi è stessa che ti deppi di anninnai. No, ma mi devo sempre dormire sprammato. È una borta, grazie a te, Letta. È una borta, bacchiso bandino. E mo questa pippia d'ancillia. Shh, ascolta sa ninnia. Vosaltros fuetaisi di una ricchezza sempre crescente e sempre più di volta che di mesi te non piace a sa gente. Volesi cerca andare innanzi con is proprie ideas malas che si inciante che tanto sto casino. Quando sono che adesso affermai tutto e te pressi pure. Non hai scallato a ciorpetto se non hai commenti fonti cose se ti deroi. Pono questionare di questo che sei slassando del vaiannoso, sei spippioso. A me non mi importa che si piace a vosotros, a me mi importa del suo pianeta che si virmili di gallentai e dessa giustizia mi importa. Se civiltà di nostra è posta in tormento su può fai codangiare in montoni stetinai a paguggenti, i sarrico su biventi che orrei si abbrucendo su cielo de dottoso. In su 2078 faccio 75 anni, su che a paterne villo, su cosa di forse si manda domandare te posatro, se manda domandare voi non ha fatto nulla, voi si fermai quando vi a tempo su te tu fai.
Narais de bolli bene e spipisu in dises furenda isso se tutto su tempus benitori. Io puro. Jimmy dormo con sola. Citti, è storia di suedus affaddaus po pigai sonno. Ma e te me vai snai ogni volta. Citti e torranai, eis ascurtaus duas giobiesa, uno programma che anda dell'unisi. Ascoltare sua giovese, un programma che anda dell'unisi. Isbogis pianta de Elio turno Artemalle e de Serena Schiffini. Sbagli pianta d'Elio turno Artemalle e de Serena Schiffini. Sudenigu fia da signor. Sudenigu era signor Gigi Ceo. E sa regista Serena Schiffini. Sa regista Serena Schiffini. Oh, ma sta volendo? All'unisi. Allora, me la piace. All'unisi. Attacca.